Giorno 24 febbraio al Teatro Pirandello di Agrigento con inizio alle ore 20:30 e ingresso libero. Nell'ambito delle iniziative della Festa del Mandorlo in Fiore si svolgerà l'iniziativa Astor Tango, un viaggio fantastico tra musica e danza tra le pagine più belle del compositore argentino Astor Piazzolla, immersi nella meravigliosa cornice del Teatro Pirandello di Agrigento e che vede la partecipazione straordinaria dei tanghieri argentini di fama internazionale Malena Veltri e Luis Delgado. Astor Tango. Astor Tango. Allora, in primis il messaggio musicale che vogliamo dare, il connubio tra musica, danza e amicizia, soprattutto professionalità, fa sì che è partito questo spettacolo denominato appunto Astor Tango, omaggio ad Astor Piazzolla. Vuole celebrare le pagine più belle di questo meraviglioso e immenso musicista che è appunto Astor Piazzolla. Noi abbiamo questo progetto oramai da un po' 2 anni e ci siamo dedicati anima e corpo nel realizzare appunto le pagine più belle di Astor Piazzolla. Il nostro obiettivo è quello appunto di trasmettere questa cultura che a noi, diciamo, europei non ci appartiene, ma ascoltandolo sono melodie struggenti che riescono in qualche modo a suscitare emozioni con un trasporto direi surreale. Mi piace ricordare, questo lo dirà la nostra violinista Elisabetta Ruggeri, quando sarà lo spettacolo? Lo spettacolo sarà venerdì 24 febbraio qui al Teatro Pirandello alle 20:30. Lo spettacolo è aperto al pubblico senza bisogno di prenotazione, ma è ingresso libero fino a esaurimento posti. Nel nostro spettacolo è prevista c'è la presenza scenica di 2 meravigliosi tanghieri. Loro sono Malena Veltri e Luis Delgado. Sono di Buenos Aires e sono di fama internazionale e girano nei più famosi teatri del mondo. È veramente un piacere, uno spettacolo vederli ballare, danzare su queste musiche arrangiate appositamente per i Mirada Tango. Allora, Okay. La formazione è articolata nel modo seguente: abbiamo un quintetto d'archi, quindi composto da 2 violini, una viola, il violoncello e il contrabbasso. Completano la formazione la fisarmonica e poi nella sezione ritmica il vibrafono e un set di percussioni che comprende il cajon, le congas, i bongos e altri accessori. È una formazione penso unica nel nostro territorio, quindi molto articolata e molto varia. L'invito è a venire assolutamente per non perdere questo spettacolo il 24 febbraio alle ore 20:30, ingresso gratuito.